ragazzi, benvenuti nella quarta lezione del corso per mandolinisti principianti. In questa quarta lezione ci occuperemo della mano destra e della mano sinistra. Cominciamo con l'impostazione della mano destra. La mano destra è un'impostazione, diciamo, molto semplice, perché l'unico impegno che deve avere nella mano destra è tenere un plettro, perché non si suona con le mani, il mandolino si suona con un plettro fra pollice e indici. Tieni bello stretto perché magari nei primi giorni lo perdi, cioè devi tenere stretto, e poi lo devi usare come se fossi, non so, un metronomo, qualcosa da battere e levare, così. Fare degli allenamenti, anche se la mano sinistra non la usiamo, fai così, affinché la mano destra si abitua. Questo qua è battere e levare, fino ad arrivare a questi livelli che si chiama il trillo napoletano. Questi qua devi stringere il plettro forte e devi fare sempre salire il suono. Questo qua è il lavoro che devi fare alla mano destra. Esercizi per pizzicare le quattro corde. Questi qua sono esercizi che dovresti fare tutti i giorni, facilissimo. Adesso passiamo alla mano sinistra. La mano sinistra è un po' più complessa, più complicata, perché praticamente bisogna fare degli esercizi per abituare la mano a schiacciare ogni tasto, che è un semitono, con un dito. Ogni dito appartiene a un tasto, così. E sono esercizi che dovresti fare molto spesso, perché è molto impegnativa la mano sinistra. Non so, i primi esercizi che ti posso fare è innanzitutto provare a schiacciare la nota e farla suonare, perché non è facile, perché ti faranno male i polpastrelli e la nota suonerà così. La nota non deve suonare così, la nota deve suonare così. Bella, chiara, anche se ti fa male, insisti, perché poi ti farai i calli e tutto passa, però la nota non deve essere stoppata, no così, così, deve essere schiacciata, devi schiacciare forte con tutta la tua forza, forte. E poi puoi fare, come dicevo, esercizi, però cominciamo con esercizi semplici, tanto per educare la mano. 1, 2, 3, 4, 2, 3, pa. E poi fa. Puoi cambiare corda. Anche qua. Dove vuoi, anche qua. Fai questi esercizi. Quando sei sicuro che già la mano destra con la mano sinistra è coordinata, cominciamo a fare dei esercizi un pochettino più complessi. Comunque la destra e la sinistra devono essere coordinate. Se fai così deve essere pronta. Pa. Poi fai. La mano sinistra sempre che schiaccia forte, invece non schiaccia forte, è la mano destra che devi fare più forza. La mano sinistra deve essere, come si dice, morbida. Non bisogna schiacciare forte, sì, ai primi tempi schiacci forte, però devi abituare la mano sinistra a non fare fatica. La mano sinistra deve essere libera, soffice. Questa la forza la devi dare alla mano destra. Allora, adesso vi farò vedere come si tiene il pollice della mano sinistra, perché è una cosa essenziale. Cioè il pollice della mano sinistra deve stare fuori dal manico, però deve
avere la forza di abbracciare il manico, tenerlo leggermente abbracciato, cioè la destra ha la sua importanza perché lo tiene schiacciato, lo tiene fermo, però con la mano sinistra devi tenere il manico un po' più alzato, cioè praticamente il pollice io lo uso così. C'è chi lo usa anche così, il pollice, però è una posizione un po' scomoda, è un po' da chitarristi classici questo qua. Essendo che il mandolino ha un manico sottile, il pollice è meglio appoggiarlo così, che esce dal manico, capito? Non puoi abbracciarlo così, non si può abbracciare così il pollice. L'importanza del pollice è tenere in mano il manico. Guardate come tengo il dito pollice, lo tengo un po', non so, un po' ballerino, un po' qua, un po' là, un po'... Cioè è un dito, diciamo, che non ha regole. Come ti viene più comodo, lo usi. Io per dire, io ho i calli qua, però ho i calli anche qua, sul pollice, perché lo stringo. Come ti viene più facile? È solo per tenere la mano e stringere il poppostrello, questo come se fosse una morsa. 1 e 1, 2. Perché se non c'è il pollice non puoi stringere, devi stringere col pollice, il pollice serve da morsetto, come se fosse tac, un aggancio, agganci le corde, questo qua ti dà la forza di stringere, senza pollice non puoi stringere lo